Euroregione News. Sapori Pro Loco 2019. Codroipo pronta a partire. Presentata la 18ª edizione di Sapori Pro Loco, che si terrà tra le esedre di Villa Manin l'11, 12 e 17, 18, 19 maggio. All'evento di presentazione c'erano tutti gli interpreti principali, con l'organizzatore, presidente dell'Umpli, Walter Pezzarini, accompagnato dalla finalista di Masterchef Gloria Clama, l'assessore regionale Sergio Emilio Bini e il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti. Sapori Pro Loco, che quest'anno arriva alla 18ª edizione, diventa maggiorenne, una manifestazione che ha mantenuto la sua freschezza in tutti questi anni, che torna ancora una volta a Villa Manin a proporre percorsi di degustazione, prodotti enogastronomici e stand dove saranno presentati oltre un centinaio di piatti diversi. Il sistema delle Pro Loco ha fatto rete ancora una volta per una promozione integrata non solo dell'enogastronomia ma anche per una valorizzazione del turismo. Punto focale diventa lo stand Enoteca, con oltre 40 aziende vinicole della nostra regione in rappresentanza di tutte le zone DOC, il birrificio con 9 birrifici che presentano 14 birre diverse artigianali, e non solo enogastronomia ma anche una quarantina di eventi culturali, musicali, sportivi che si terranno al stand eventi al centro del parco di Villa Manin. Visite guidate poi alle risorgive, al parco di Villa Manin, che molti non conoscono, questo polmone nel cuore del Friuli Venezia Giulia, con guide naturalistiche, con botanici per spiegare e conoscere le piante, spazio riservato anche ai bambini, prezzi contenuti, perché questa è una manifestazione adatta a tutti ma soprattutto alle famiglie, perché a Villa Manin si viene per fare dei percorsi di degustazione. Poi grande promozione all'interno dello stand eventi con promoturismo, una serie di degustazioni di vini, di birre, di show cooking con Gloria Clama che ci onora della sua presenza arrivando dal podio di Masterchef, alla quale passo il microfono. Buongiorno, io invece farò il mio show cooking, presenterò un mio piatto, i nostri prodotti chiaramente del territorio, che sono dei grandissimi prodotti, abbiamo grandissime eccellenze, e cercherò di valorizzare un mio piatto, quindi venite, ci sarà una sorpresa, quindi il piatto sarà sorpresa, vi aspetto. La Masterchef è così, è reale, cioè altrimenti dovrebbero assumere degli attori e noi non siamo attori, quindi ci sono le risa, i pianti, c'è tutto, l'esperienza Masterchef è così, quello che si vede è la realtà, anche più intensa, anche molto più intensa. Il mio futuro, il mio ristorante, quindi siamo arrivati alla svolta, ho lasciato il lavoro, ho parcheggiato il famosissimo muletto e adesso ho preso un locale, sono a livello burocratico per finire i vari passaggi e poi aprirò il bar e il ristorante. Mi date un paio di mesi e faremo tutto, dai. Sarà Raveo, quindi in Carnia, sempre territorio, non posso far vedere una cosa e fare l'opposto, quindi ho mantenuto le mie radici e il mio territorio. Sapori Pro Loco lo conoscevo già e mia mamma aveva partecipato, aveva fatto la polenta una volta, parliamo di circa 12 anni fa, quindi dalla mamma alla figlia, quindi ritorna la figlia dopo un bel po' d'anni. Oggi ci siamo trovati a presentare la 18ª edizione di Sapori di Pro Loco. Questa è una grandissima manifestazione che da 18 anni sta dando lustro al Friuli Venezia Giulia e alle offerte enogastronomiche della nostra regione. Sapori di Pro Loco non è solo cibo e vino, ma è una rappresentazione in grado di promuovere tutte le eccellenze della nostra regione. Quest'anno ci saranno anche le frecce, l'aeronautica militare, quest'anno ci sarà anche la possibilità di visitare il parco della Villa Manin, insomma cultura, sport, under 21, promozione degli europei, insomma di tutto di più, e soprattutto in 5 giorni ci saranno circa 100.000 persone che avranno la possibilità di visitare la nostra regione e di conoscere le nostre eccellenze e le nostre ricchezze. Un'iniziativa che va oltre la semplice festa dedicata alle famiglie e all'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, una festa di popolo, come l'abbiamo sempre definita, che ogni anno vede un miglioramento continuo. Anche quest'anno il miglioramento si espliciterà in tutta una serie di iniziative che faranno da corollario a quello che è nell'immaginario collettivo
una grande mangiata, una grande abbuffata, perché ci saranno dei momenti dedicati alla cultura, dei momenti dedicati al territorio, dei momenti dedicati al turismo. Come sindaco della città di Codroipo, la città ospitante, mi preme sottolineare il collegamento col Museo delle Carrozze, il collegamento con il Parco delle Risorgive, 50 ettari di natura con 1000 tipi e più di orchidee autoctone che potranno servire anche come passeggiata rigenerante tra il pranzo e la cena dedicata a Sapori Pro Loco. La parte fondamentale la farà sicuramente il bel tempo che regnerà, speriamo e auspichiamo, sovrano, ma la faranno anche dei momenti di collegamento con quello che è l'altro simbolo per eccellenza di Codroipo e del Friuli Venezia Giulia nel mondo, ovvero sia l'aeronautica militare, che con la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori è l'altro simbolo assieme a Villa Manin col quale siamo riconosciuti immediatamente. Diventano un brand e un marchio. Dedicheremo nell'Esedra di Levante una mostra al volo, chiamata proprio Il Volo, che ripercorre le storie e le gesta dell'aeronautica militare che è presente sin dalle sue origini nel territorio friulano e in particolare a Rivolto di Codroipo, nella aerobase che ospita appunto il secondo stormo e la pattuglia delle frecce tricolori. Una mostra che vuole essere così una metafora per congiungere quello che è un pezzo importante della storia dell'Italia, della storia del Friuli e della storia anche dell'Europa, perché tra Villa Manin e i due conflitti mondiali è passato e si è costruita anche la nuova Europa. Quindi una Sapori Pro Loco all'insegna della continuità, della tradizione, ma anche dell'innovazione e del miglioramento continuo. Ultima notizia che do è quella del gemellaggio che stiamo costruendo con la località di Cortina d'Ampezzo, un'altra località che è vocata al turismo, come anche Codroipo vuole ambire a diventare, un collegamento quindi metaforico per quanto riguarda gli ospiti che avremo di Cortina d'Ampezzo. Ospiteremo questa città nelle giornate di sabato e domenica proprio per far provare e degustare loro quelle che sono le bellezze non solo culinarie ma anche artistiche del nostro territorio. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.